Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano, siamo al doppio femminile, siamo in finale ovviamente, siamo contro la Croazia ragazzi. Abbiamo battuto in semifinale Finali. la Francia, vediamo se finalmente arriva un oro, visto che finora nel tennis solo silver medal. Quello. Inizio. Vediamo cosa combiniamo. Buono, non ci credo. E chiudiamola. Niente. È impossibile raga. Mamma mia. Vabbè, sei un coglione però. Cioè in finale è impossibile vincere. Guarda che roba! Vabbè, se però anche il mio personaggio dorme, allora va bene, insomma. Dai, proviamo a prendere storo. Ancora due possibilità. Questa e il doppio maschile. Oi. Bravo. Cioè, boh, io Game point. Dai. Anche questa ha preso. Bello. Ora. Serie di scambi incredibili. Bravo Kuma. Game point. Dai Kuma, fai il colpo speciale. Niente. E dai. Eccolo fa lei. Vaffanculo, va. Mamma mia, che pippe atroci che siamo in finale. Inizio. Mamma mia. Ma perché non lo fa? Ola. Serie di scambi incredibili. Bravo Kuma. Mamma mia, rischio. Ottimo. Serie di scambi fantastici. Dai che possiamo ancora fare la gold medal. Può essere ancora nostra la gold medal. Ola. Non così però. Ah, ma tutte le prende. Wow. Tutte le prendono. Anche questa. Oh. Mamma mia che partitona. Ciao. Incredibile. Che bello. I croati hanno una buona tradizione nel tennis comunque. Oh. Ok. Guarda come la carica. Oh. Mamma mia. No. Oh. Mamma. Vabbè. Colpo eccezionale. Sì, colpo del cazzo. Ah, Dio mio. Bello questo. No. A volte per caricarlo rischio di andare a vuoto.
The net. Che culo. Serie di scambi fantastici. Buono, buono. Game point. E subito Dius. Sarà una partita lunga questa, una finale intensa. Adesso vediamo, fa 2 ace, ciao. No! Come stai zitto, mignottone che non sono altro. Match point. Match point. Malavare i mongoli. Bravo. Inizia a prendere da lui. Vaffanculo, va. Impossibile, proprio c'è il bug della finale. Vabbè, Croazia, Italia. E vediamo la terza. Sinceramente è un po' difficile, sembra, però guarda un attimo la bandiera. Ragazzi, in finale contro gli States nel doppio maschile. E comunque il medagliere è Francia, Italia, cioè scusa, Francia, Croazia, Italia e Thailandia. Incredibilmente la Thailandia si becca la prima medaglia di queste Olimpiadi. Contro gli States sarà un po' dura. Ma che cazzo? Occhio. Purtroppo ancora le americane vogliono un altro oro. Vai figlio. No, così. Mamma mia come l'ho presa. Niente, è impossibile. Alzo. Sono detto che il tennis finisca dopo sistema, cioè dovrò capire vabbè, con le prossime Olimpiadi di far rifunzionare a tennis, perché cioè non posso perdere ogni volta in finale, cioè sembra proprio il bug della vita. Aspetta, io non gioco molto, però vabbè, ciao. Non perdo neanche tempo sinceramente, perché tanto è impossibile. In realtà io sarò una pippa atroce, però. Sbaglio anche il colpo speciale. E vabbè. Mamma mia ragazzi, meno male che ho poche discipline su Tokyo, perché è veramente un gioco fastidioso con i comandi. Ma non prenderla neanche. Eccola. Cazzo, l'ho salvata. Ma perché per caricarla a vuoto? Perché? Il problema è che vince gli Stati Uniti, cazzo, stavolta. Ok, ciao. No, vabbè, è un coglione di merda, però. Scusate il francesismo, cioè. Non ne prende una, non ne prende una. Ma la fai lei, se andiamo a casa. Cioè, per caricarla va a vuoto. Ma guarda! Finalmente. Ma chi è Serena Williams? Fa culo, va. Vai ragazzi, eravamo il kayak K1 femminile e maschile, vai. Vai. Il K1 lo facciamo già meglio. Dai, Cube, dai. Bravo, Cube. Tutta un'altra storia.
It's a brilliant time at this stage, needs to keep to that. Control of the boat essential here through that Nevis. Really important to keep the flow going through this upstream gate. Had to fight to get back through that upstream gate. Ok. Did well to get Dai, proviamoci. Sarebbe una medaglia, sarebbe meravigliosa. Un po' come l'oro nel canottaggio. This is almost a perfect run the way he's negotiating these gates. Get the momentum through Stonehenge there. L'ho persa. Well, that gate was missed. Purtroppo l'ho persa. Vai, 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 vai. It took an awful lot of hard work and effort, but eventually got through that gate. No. L'ho perso ormai. Vabbè. Troppo bello per essere vero. Well, gonna pay a heavy price for that. Missing the gate comes at a big cost. È dura, ragazzi. Ho fatto sicuramente meglio il K2, però. Poteva andare meglio, sicuramente. Vabbè. Andiamo. Quarti, cazzo. Cina, Germania, Austria, ragazzi. Cina, Germania, Austria. And that continues. A really good showing in this event and another gold medal. Not good enough to take home gold on this occasion. Germania get silver and Austria take bronze. Austria. Ok. Adesso andiamo con il K1. Maschile. Ragazzi, si può fare anche l'oro, secondo me, se non capelliamo. E ricordiamo che il prossimo giorno, nella giornata 11, inizia l'atletica, raga, la regina degli sport. Dai, proviamoci. L'Italia, sia maschile che femminile, può fare bene nel kayak K1. Dopo i fallimenti atroci del K2. No! No, bruttissimo errore. Solo 2, va bene, non tantissimo. Però non ci voleva. Ho toccato il paletto. Puoi vedere gli Stati Uniti, però. Cazzo. Stati Uniti al primo posto non mi piace. Ah, la vecchia Olimpiade, ragazzi. Adesso comincia il bello con tutta l'atletica, cioè. Ok. 3 secondi dagli States. Bravo, Pube, molto good. Occhio, la medaglietta la voglio anche qua, però. No, eccola. Sì, 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 sì. Forse ne ho persa una, non lo so. Ancora problemi. L'oro è veramente duro, Però forse una medaglietta me la porto a casa, speriamo. Vai. Grandissimo veneziano. Secondo. Guardate, i tedeschi stanno tornando, Ok, il problema è che USA si è preso un altro oro. Noi 3 argenti, stiamo recuperando d'argenti quantomeno. Ragazzi, parallele asimmetriche. Anche qua sempre uomo-donna. Come sempre. Doppia disciplina. Vai. Sono molto dure, ve lo dico. Tensione alle stelle. Provo medio però, sinceramente, perché ho fatto una prova mentre per vedere la tutorial. Stiamo sul sicuro, punto a una medaglia, l'oro è veramente impossibile.
Oddio. No, faremo bene qua, sì, non è possibile, ragazzi, veramente, è una roba da piangere. Ma come è mancato? No, ragazzi, poverina. Faretta. Ma basta, è un supplizio, dai. Cioè, non riesco proprio a fare, proprio non mi viene questo. Sa fosse più lungo, abbiamo finito. Mamma mia, Paretta, però ci rimango male perché figura di merda atroce. Ah, pronto individuale, bene. Giappone, Norvegia, Germania. Ragazzi, cioè, la Germania sta tornando di cattiveria, Giappone e Norvegia, che c'è sempre, lo sappiamo, la Norvegia fa parte di noi ormai. Boh, raga, mi sta asfaltando già i quarti, veramente. Pensavo di far meglio, sinceramente. Ha vinto il primo set e sta vincendo alla grande anche il secondo. 4-9. Dai, come credici. Adesso ho la grinta. Ho fatto un punto insperato. Dai, Cuba. Sì, ciao. 4-10. Cos'è match? Italia al servizio. Tanti servizi, ho sbagliato poi. Cazzo, ha preso anche questo, tutte le prende. Oh, no, ok. Dai. Dai, Cuba. E rimontata. Ciao. Salutiamo il Pong. Norvegia c'è sempre. No, cioè Giappone crolla, che però si becca comunque il bronzo. Norvegia. Allora, Norvegia siamo in inverno, ragazzi. Cioè, incredibile. È una grande rivelazione, GBR. Grecia e Japan Boss. Cioè, veramente la Norvegia è la grande sorpresa, perché sta facendo, ripeto, medaglie a manetta per essere nelle Olimpiadi estive. Cioè, nelle invernali ci sta, perché è la maestra, ma nelle estive no. Poi qua sarà un tabellone simile. Ok. Purtroppo va così. Adesso vabbè, però. Qui comincia anche l'atletica. Io sono fiducioso perché in atletica posso fare sicuramente tante medaglie in più anche dell'America. Anche se l'America è fortissima su tante. Vabbè, troppo forti, onestamente imbattibili. Giappone oro, Giappone, Grecia, Gran Bretagna e Germania, che comunque sempre la metto nel terzo o quarto posto nelle Olimpiadi mondiali, si mette. Giappone, Grecia, GBR e Germania, che è tolta prepotente. Eccoci. Buono, ragazzi, ci becchiamo per il medagliere. Sì, neanche un oro oggi, un po' pesantina. Ok, ping pong, tennis, kayak, parallele e corpo libero, che adesso c'è anche le foto dove c'è una bella sorpresa, sinceramente, e la conferma che la Germania è tornata. Ok, ragazzi, vediamo il medagliere olimpico. Allora,
Gli Stati Uniti purtroppo vanno più 2 coglioni, però noi li superiamo nel totale, pazzesco. È una sfida apertissima, adesso comincia l'atletica e tutto può essere mischiato sinceramente, però non sarà facile. La Gran Bretagna si mantiene terza, il Giappone è solido quarto, poi Cina, la Norvegia ragazzi è la rivelazione delle Olimpiadi, per il momento supera addirittura la Francia e finalmente anche la Germania sale un po' la china con quest'oro, 9 medaglie totali, ma insomma, può fare ancora meglio sinceramente, ma è già insomma un po' meglio vederla così. Sono entrate la Thailandia e la Croazia che è entrata con un oro pesantissimo e niente, Fiore il medagliere è sempre più ricco di nazioni e la sfida con gli Stati Uniti è sempre più intensa. Adesso comincia la prossima giornata, sarà la numero 11 che, togliendo il basket e la vela, ha come protagonista finalmente l'atletica con asta, uomo donna, martello, uomo donna, parallele, no, ci sono anche le parallele, scusate, quindi parallele, basket e vela e martello e asta, quindi si parte solo con 2 discipline in realtà nella giornata 11. Bello, però asta e martello aprono ufficialmente la regina degli sport, l'atletica. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ciao.